Grazie Presidente Milia. Invito il Presidente della Camera di Commercio, che c'è stata di grande supporto in questa mia prima fase di partenza. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti a questo appuntamento. Ripetere che il 59esimo, tanti quanti gli anni che ho, per me è assolutamente importante. Per alcuni gli incontri fissi come questo possono sembrare un passaggio di normale routine. Io non la penso così. L'anno scorso ci siamo lasciati con uno scambio di vedute col governatore Renato Soru. Per questo ero preoccupato che non venisse. Che ringrazio di essere così con noi anche quest'anno. Uno scambio di vedute, secondo me, proficuo. Per pochi attimi, che solo sporadicamente ho avuto la fortuna di rivivere, la Camera di Commercio ha percepito un qualcosa che può essere riassunto così: dialogo tra palazzo e impresa, ovvero tra politici e imprenditori, tra coloro che dovrebbero essere maestri nel parlare e coloro che dovrebbero esserlo nell'agire. Oggi, a pelle, sento che ci troviamo fortunatamente dentro uno di quegli attimi. Eccomi, amici, colleghi, politici, avremmo potuto pure avere idee e visioni differenti sul modo di porci di fronte ai problemi e sulle strategie da adottare, ma approfittiamo di quest'attimo. Per cercare di farlo meglio vorrei iniziare dalla novità di quest'anno, rivolgendo un saluto al Presidente uscente della Fiera Raffaele Garzia ancora una volta e dando un benvenuto con i migliori auguri di buon lavoro al successore Gianni Biggio. Il Presidente Biggio ha un compito importante: continuare a far crescere la fiera e inserirla a pieno titolo nel campo delle nuove sfide, globali e non, che la nostra economia ci sottopone giorno dopo giorno. Come lo ero ieri, ne sono convinto oggi, con le sue pecche e con i suoi pregi, questa fiera rappresenta lo specchio della nostra economia. Non è certo l'unico, per carità, ma è comunque quello più visibile, quello che con un colpo d'occhio ci dà il polso della situazione. Come tutti gli specchi, però riflette cose belle e cose brutte. Non esiste uno specchio, almeno nella realtà, che riflette cose che non esistono. Faccio un esempio. Se adesso, passeggiando fra gli stand, andassimo a cercare il binomio impresa-innovazione, dovremmo camminare tanto, ma davvero tanto. Tra il 2005 e il 2006 questa Camera di Commercio, ovvero la Casa Comune delle Imprese, l'ente fonte delle conoscenze fondamentali del sistema economico territoriale, ha ricevuto circa 40, 20 per anno, richieste di registrazione di invenzioni e quasi 500 di marchi di impresa. Rapportate col numero di abitanti, circa 500.000, il numero dei brevetti depositati rappresenta uno degli strumenti più indicativi per misurare la propensione del territorio all'innovazione. E visto che la capacità brevettuale è considerata un ingrediente fondamentale della ricetta antideclino, possiamo ben